Ragazzi, buongiorno e finalmente benvenuti ad un nuovo video, visto che da tanto che non ci vediamo. Oggi siamo sull'altopiano dei 7 comuni Asiago, precisamente siamo nel comune di Sasso e faremo il sentiero Calà del Sasso. C'è anche il museo Guerra 15-18, purtroppo è chiuso, probabilmente non è ancora stagione. Ci sono le indicazioni lungo la strada e poi trovate questi scorci che secondo me sono bellissimi, ma aspettate che giro l'angolo. Pieno di ragnatele. Oggi ragazzi percorreremo un sentiero storico, un sentiero che ha ben 4.444 scalini ed è il sentiero più lungo d'Italia a scalinata. Siamo arrivati al sentiero Calà del Sasso, adesso noi scendiamo per prenderlo dall'inizio. Siamo arrivati al punto di partenza del sentiero Calà del Sasso. Seguiremo il sentiero 778 e qui siamo a Vastagna, nella frazione di Vastagna, e saliremo a Sasso, nel comune di Asiago. Pensate che con i suoi 4.444 scalini la Calà del Sasso è la scalinata più lunga d'Italia, nonché una delle più lunghe al mondo. Quattromila e passa scalini fanno leggermente sudare. Allora, dovete sapere che la Calà del Sasso fu costruita alla fine del XIV secolo e serviva per il trasporto del legno da Sasso, quindi da Asiago, a Vastagna. Poi il legno veniva trasportato all'arsenale di Venezia per la costruzione delle navi e delle barche. I boscaioli facevano scendere il legname attraverso questa canaletta che scende a fianco della scalinata. Poi una volta arrivati a Vastagna acquistavano materie come sale e farina, se le caricavano in spalle e facevano il percorso a ritroso. C'è speranza di arrivare ai 4 quarti. Riepilogando il giro, noi abbiamo lasciato l'auto a Sasso di Asiago, siamo scesi, abbiamo lasciato il bar e la chiesa a sinistra, abbiamo preso la strada a destra, ci sono i segnavia e siamo scesi tramite sentiero. Ci siamo congiunti nell'ultimo tratto della Calà del Sasso, siamo arrivati all'inizio del sentiero e abbiamo fatto tutta la scalinata in salita, 4.444 scalini per circa 800 metri di dislivello, sono piene di mosche e 2,5 km. E dalla Calà del Sasso è tutto, io passo e chiudo, vi aspetto al prossimo video e se non siete ancora iscritti, bravi, iscrivetevi al canale.